L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Sul lavoro? Ma se le 2 mesi che va un giro a domandarlo. E sa cosa mi ha proposto? T'addio neanche, sapevo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ma se quando sono nato a fare la domanda di lavoro e mi dite ma ti da che banda state? E dopo uno mi dice ma se faccio perché se no cantero per mi andare a lavorare cool rappresenta cool rappresenta i mori, insomma. La Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ma dove ste robe qua? Ma ne alla DECO, ma ne all'ufficio di collocamento, ma guardate che posti che vi offre, è lavoro, ma il lavoro, non che più. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Cosa fente via in Afghanistan? Che insegniamo agli afganistani a sparare? Cosa fente via là? Ma che fente? La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di espezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. L'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Adesso mi non difendo la gente che si fa le seghe al computer
e che mette in mezzo anche i putelotti, no? Però mi dico, dalla mattina alla sera uno si trova inchiodato nel cellulare che lo porta via, così come uno che per amor di Dio fa le sue puttanate, ma, ma un attimo, guardate bene come le storie, è robe gravi, ma proprio gravi, allora sì, dente che trovo, ma no, mi pare che ogni tanto sti chivei ciappa su uno, lo porta via, dopo magari vi forcano che c'entra la Madonna, però dopo le massa tardi, massa tardi secondo me.